L'appello di Adiconsum agli azionisti di Veneto Banca è di votare a favore della trasformazione in SpA all'imminente assemblea prevista per sabato 19. Chiediamo che gli azionisti di Veneto Banca il giorno 19 votino sì, per 3 motivi. Si salvano dei posti di lavoro, si salva il tessuto sociale del territorio e si possono salvare anche i risparmiatori. I tempi sono stretti, sostengono dall'associazione di consumatori, e se la trasformazione non dovesse passare, le conseguenze sarebbero inevitabili quanto pesanti per tutti i soggetti coinvolti. La banca, nel caso non dovesse diventare SpA, verrà commissariata. Il commissariamento sottende che questo fa piazza pulita di quello che deve fare, farà il suo mestiere, e quindi evitare questo significa dare una mano al territorio, dare una mano ai lavoratori della banca e soprattutto dare una mano anche ai risparmiatori. Una posizione diametralmente opposta a quella espressa dall'Associazione Soci Banche Popolari Veneto e dal suo presidente Don Enrico Torta, il parroco di Dese, che nelle ultime settimane ha riunito intorno a 6 rappresentanti di molte altre associazioni di risparmiatori, tutte contrarie alla trasformazione in SpA. Ho notato che ci sia una certa superficialità nel dare indicazioni che dal mio punto di vista non dovrebbero essere un territorio e un terreno che riguarda i sacerdoti.